Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura è chiuso il ristorante da Incubo a Lingua Glossa in provincia di Catania e denunciato per frode in commercio il titolare. Durante l'ispezione sono emerse gravi irregolarità e carenze igienico-sanitarie. Tra queste salumi rosicchiati dai topi, escrementi in forno e muffa nel pavimento. Sequestrata anche mezza tonnellata di carne in cattivo stato di conservazione. Violento scontro frontale tra due auto nel Perugino. Le vittime sono due, tra queste un palermitano di 75 anni. Da chiarire ancora le cause dell'incidente, non è escluso che uno dei due conducenti sia finito fuori strada per un malore improvviso e abbia travolto l'altro. Svolta nelle indagini dopo una lunga notte di interrogatori sulla sparatoria avvenuta ieri davanti una concessionaria di auto ad Agrigento in cui ha perso la vita il 38enne Roberto Di Falco. La procura ha emesso il provvedimento di fermo a carico di 3 indagati. Domani si chiederà la convalida e lunedì tutto sarà rimesso nelle mani del giudice. L'inchiesta, delicata e complicata, non è ancora conclusa. È stato inaugurato oggi l'anno giudiziario del TAR di Catania. Anche quest'anno il Tribunale amministrativo del capoluogo etneo ha superato gli obiettivi posti sia dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa che dal PNRR. In conclusione, una storia a lieto fine. Uno screening cardiologico casuale salva la vita di una ragazzina palermitana che ha scoperto la sua delicata patologia grazie a un'iniziativa di prevenzione svoltasi nella sua scuola. La studentessa è stata operata al civico con successo. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!